Eccoci, siamo con Fanny Guidolin, la dottoressa in infermieristica specializzata nella riabilitazione del pavimento pelvico, nonché docente universitaria all'Università di Padova, ma soprattutto vincitrice della scorsa edizione, la seconda, del premio letterario Prunola, nella sezione inediti con il suo Storie di straordinaria corsia, la narrativa che cura, perché tu, Fanny, ti ispiri alla medicina narrativa. Sì. Medicina narrativa in cosa consiste? Sì, allora io mi ispiro a dei principi ben codificati di medicina narrativa, codificati da Rita Chiron, è un'americana, una psico-oncologa, la quale attraverso la narrazione, facendo narrare i suoi pazienti, riusciva a tirare fuori da loro stessi delle emozioni importanti, traslate poi sulla carta. Quindi la medicina la medicina narrativa diventa questa modalità di esprimere tutto il percorso difficile di malattia nello specifico, e quindi attraverso il racconto di queste storie vere fare emozionare e anche curare soprattutto. E per fare emozionare, Fanny, tu hai anche creato un blog, vero? Un blog nel 2013, Pelvixon, che è molto famoso. Infatti ha addirittura 264.899 followers, ma i numeri sono in costante crescita. Sì. E anche la pagina Facebook sta crescendo, ha già 3.000 seguaci. Quasi. Non ancora. Qual è il rapporto che hai con tutte le persone che ti seguono? Sì, innanzitutto il blog è stato l'inizio, quindi da lì è partita poi l'idea di scrivere e quindi di partecipare poi al premio letterario. Il blog è stato l'inizio e quindi da lì sono partite poi le storie e i racconti straordinari di corsia straordinaria dei miei pazienti. C'è una interazione costante con il pubblico che mi segue, mi scrivono mail, scrivono messaggi anche privati, hanno bisogno d'aiuto o hanno bisogno di raccontarsi, e io prendo tutto ciò che viene e cerco di scrivere anche per loro quando magari hanno più difficoltà. Quindi dal loro racconto nasce a volte una bellissima storia, quindi continuerò a farlo e a metterle nel blog e spero che tanti possano seguirmi ancora. Le tue storie sono davvero in grado di emozionare, infatti l'anno scorso hanno conquistato la giuria. Ti aspettavi di vincere? È stata una sorpresa? In realtà non mi aspettavo affatto di vincere, prima di tutto perché sono problematiche molto molto particolari. Io lavoro in un ambito che è la stomaterapia e tutta la riabilitazione pelvica, quindi demolizioni chirurgiche molto molto particolari che invadono la sfera intima, se vogliamo, la sfera privata, sessuale, le emozioni profonde, e raccontare queste storie e metterle in un libro e sperare poi che piacciono, sperare che siano lette e che possano emozionare, forse era un sogno un po' utopistico. In realtà si è realizzato. E quindi non ti dico il cuore palpitante nel petto quando i giurati hanno nominato insomma il mio libro, il mio nome come inedito. C'è stata una grande standing ovation in quel momento. E cosa ti ha portato a questo premio? Guarda, innanzitutto la pubblicazione del libro, perché fino al giorno della proclamazione era soltanto un cumulo di carte, con tante storie, ma un malloppo di carte. Quindi la pubblicazione del libro, grazie a Panda Edizioni, e quindi ringrazio anche tantissimo Andrea Tralli che mi è stato vicino, ha corretto con tutto il suo team anche parte del libro stesso, tagliando quello che non serviva. Mi ha portato tante presentazioni, nel senso che ho potuto portare al pubblico e quindi alla cittadinanza queste storie, queste emozioni, e divulgare così una problematica che non è conosciuta, e quindi sensibilizzare la popolazione e fare sì che questo possa diventare un tema più conosciuto, e quindi anche fare in modo che chi ha queste problematiche o i familiari che
hanno in casa un paziente possano in qualche modo capire come affrontarle, forse, perché tu dai anche dei Certo. consigli. Sì, e il confronto soprattutto con delle persone che vivono la stessa situazione, la stessa storia magari anche, o le stesse emozioni, può diventare veramente un confronto di similitudine di cura, se possiamo dire così. Per viverle in modo positivo. Però quest'anno, da ex concorrente, sei entrata invece nella giuria. Ahimè. Sì. E come Sì. ti stai preparando? Come ti sei attivata? Ora Sto che sei proprio parte del sto leggendo team. un tir di libri, anzi 2 tir. Sì, sto leggendo molto e scrivo anche molto ancora, per cui mi tengo Per i allenata. tuoi followers. Per i miei followers, ma anche per tenermi veramente allenata, perché altrimenti come puoi essere giurato se non Esatto. sei prima di tutto uno scrittore, ma anche un lettore soprattutto. Ecco, io non sono una professionista della scrittura, non mi ritengo tale, credo che la mia sia stata anche un'occasione così di fortuna, un treno che è passato, l'ho preso al volo ed è andata bene. Ed è quello che mi auguro per tanti altri giovani che magari si sono buttati, magari ieri non avevano questo manoscritto lì appoggiato in una scrivania, hanno deciso di presentarlo e perché no, magari ne può uscire veramente un capolavoro. E trovare il proprio libro magari in libreria. Trovare il come libro in questo. libreria, sì, è un'emozione grandissima vederlo lì, magari tra le top 10 delle vendite. Bene, e quindi con Fanny ci diamo appuntamento il 7 aprile al Teatro Accademico per la cerimonia di premiazione del premio Pronola. Grazie.